Mio padre era un fabbro, mio padre era fabbro. Siccome nella guerra 15-18 morì, lui in un combattimento rimase ferito e un colpo di mitraglia austriaco gli è entrato, tant'è vero che non lo operarono perché diceva, e la pallottola gli si conficcò proprio nella regione del cuore, per cui a guerra finita lui non potette più, come dire, continuare il fabbro, anzi lui continuò, ma un giorno mentre che battevano con la mazza sull'incudine, lui fece 2 o 3 sbocchi di sangue e allora cambiò mestiere e attraverso una zia nostra si mise a fare il commerciante di stoffe, gli andava pure bene. La bottega c'era a Piazza del Sole. Piazza del Sole che lì poi era un punto strategico perché Orvigna era completamente, come dire, agricolo, cioè, tu vedevi strada a branchi di vacche, dei somari, dei cavalli, capito? E questi venivano, come si dice, ferrati, insomma, questi animali, no? E c'era mio nonno che a Piazza del Sole che li ferrava tutti. Poi io mo qui pensa, in questa casa c'ho, perché prima tu lo sai che non è che c'erano mezzi e questi facevano di tutto. Io ho qui un balcone e di sotto pure un altro piazzaletto dove ci sono 2 ringhiere che sono state fatte come da fabbro da mio padre. Scimmiottavo un pochettino, insomma, con il martelluccio, capito? Da piccoli come si fa, e lui mi cacciava sempre, non ci puoi stare qui, perché effettivamente lì quando lavoravano il ferro, che lo tiravano fuori dall'officina per portarlo sull'incudine e poi con la mazza le scintille venivano da tutte le parti e io mi rincantucciavo, ma però mio nonno tremava, diceva, succede qualche cosa, non ci devi venire. E aveva aveva un mantice, pensa che questo mantice io lo volevo conservare, era un mantice di 2 metri, pensa, una tavola di 2 metri lunga con almeno più di 1 metro larga. Allora queste 2 tavole con la chiamavano la vacchetta, la pelle degli animali, no? Insomma, faceva da soffietto. E mio nonno, quando che per esempio stava davanti all'officina, c'aveva una catenella e con una specie di pedale lui pedalava e faceva funzionare questo mantice e questo soffiava per alimentare il fuoco che stava scaldando il ferro. Dopo una volta che era infuocato con quelle tenaglie grosse, perché erano robusti, se no non lo potevi fare, con quelle medaglie, con tenaglie grosse portavano sto ferro sull'incudine e lo lavoravano secondo quello che dovevano fare, perché adesso tu trovi tutto, no, nei negozi, ma facevano i picconi, le pale, facevano tutti questi attrezzi agricoli, li facevano tutti e capitava anche che facevano delle ringhiere per le finestre, che erano lavori un po' più accurati.